Buonasera, bentornati alla seconda parte, grazie a questa magnifica jazz band del conservatorio capitanata da Sean Lucariello. E allora com'è andata? Vi siete un po' sgranchiti ragazzi? 5 minuti, vi avevamo detto 5 minuti, porca miseria, all'italiana, altro che i tedeschi del dottore Lu. E quindi, grazie per aver riso la mia battuta, giusto per riscaldare gli animi per questa seconda parte, cominciamo subito con questa parte dedicata ai vincitori delle categorie. Però io vorrei andare avanti veloce perché è veramente tardi e siamo un po' in ritardo sui tempi. Vorrei presentarvi questi straordinari ragazzi che sono qua davanti con noi. Quindi inviterei la nostra jazz band a alzarsi per proclamare i vincitori della jazz band. E allora, cari ragazzi, andiamo! Ma chi sono questi splendidi ragazzi del conservatorio? Come diceva Mario Merino della seconda del jazz che c'era all'epoca sua. E loro sono alla voce. Frequenta il secondo anno di canto jazz con la maestra Bertazzo del Conservatorio Stefani. È attiva nel panorama locale da 25 anni. È qui con noi Gloria Illesi. Alla chitarra, musicista professionista e insegnante di chitarra moderna, il nostro Marco Baldi. Eccezionale Marco, grazie col tuo solo. E poi il contrabbasso, qui dietro la sagoma di Sean si staglia questo signore con questo grande strumento in mano che è il nostro Alberto Gatti, che frequenta il corso di contrabbasso jazz. E poi, alla vostra sinistra, lo chiami a destra alla batteria, studente iscritto al secondo anno del corso accademico batteria e percussioni jazz presso sempre il Conservatorio Stefani di Castelfranco. È qui con noi Thomas Osho Sousa. Capitanato alla tromba dal nostro grandioso trombettista jazz frequentante il Conservatorio Agostino Stefani di Castelfranco Veneto, sotto la guida del maestro Gianluca Carollo, che salutiamo ancora, il nostro mitico Sean Lucariello. E salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, ma visto che siamo in tema di presentazioni che vorrei appunto fare all'inizio di questa seconda parte, prima di cominciare alla grande, vorrei introdurvi, non ce le siamo dimenticate, e presentarvi questa altra novità di quest'anno che abbiamo voluto, che mi coadiuva questa novità di quest'anno femminile in palco. Queste due figure femminili che abbiamo visto fino adesso, Francesca e Katia, sono le nostre assistenti ed hostess, e ora le chiamerei qui con noi per un meritato applauso, Francesca Maggiori e Katia Berton. Ecco qua le nostre eleganti hostess, assistenti, prego ragazze, che come vedete sono vestite dalla testa ai piedi e hanno cambiato abito dalla prima parte, molto elegante, e ricordiamo che gli abiti sono di Noir by Arianna Rubin, e quindi ringraziamo appunto Arianna Rubin per aver vestito le nostre belle damigelle, non d'onore però del premio Brunola, che salutiamo, e ringraziamo anche la truccatrice
di Veganis Cosmetics, che ci ha truccati e fatto belle, io compreso, e quindi ringraziamo ancora Francesca e Katia. Bene, possiamo andare avanti, grazie. È molto piacere vi accompagno. Ringrazio naturalmente anche il nostro tecnico Daniele, in fondo alle luci, Daniele De Marchi col suo service di DMX Show. Grazie Daniele, un applauso anche per lui. Grazie Daniele, ti fai le luci che abbiamo concordato, bravo, così mi piace. E allora andiamo alla seconda parte, quella che più aspettiamo, perché andremo a decretare quelli che sono i vincitori, i finalisti veri e propri, i vincitori dei premi delle varie categorie, quelle che abbiamo naturalmente menzionato anche nella prima parte con le menzioni d'onore. E andiamo subito con la categoria novità di quest'anno, Panda Noir, come dicevo, sempre inediti prima e inediti dopo, ed inviterei qui a raggiungerci per la premiazione di questo primo premio che faremo nella seconda parte della serata, sempre lui, anzi nuovamente lui, il diciamo guidatore, colui che conduce la casa editrice castellana, Andrea Tralli, perché il premio che andremo a premiare adesso, Panda Noir inediti, quindi chi meglio di Andrea Tralli, che è il titolare di Panda Edizioni, può premiare il vincitore, perché cosa vince appunto? Un contratto di pubblicazione con la casa editrice di Andrea. Sì, grazie Gianluca. Figurati, ti lascio. Sì, appunto, il Panda Noir nasce un po' appunto, come si dice prima, come il primo concorso letterario che Panda Edizioni aveva promosso, e quindi il vincitore vince la pubblicazione. Io colgo l'occasione di questo piccolo intermezzo perché io sono quello che risponde alle mail, questo l'avevo già detto a qualcuno, a quelli che hanno partecipato alle visite questo pomeriggio. È stato un bellissimo momento, devo dire, anche per il turismo di Castelfranco della nostra città. E io sono quello che risponde alle mail e sono quello che poi va a pubblicare i vincitori. Ma non rispondo solo alle mail dei finalisti, ma gestisco anche la giuria, e quindi, come quasi tutti gli anni, se non ricordo male, però io ci tengo a ringraziare tutti voi per aver partecipato. I manoscritti sono stati più di 150, in totale 3 libri inediti, quindi anche solo il fatto di essere stati selezionati qui ha un signor significato, perché siete comunque nella parte alta della graduatoria finale. Però ci tengo particolarmente a ringraziare il lavoro che hanno fatto i giurati, perché tra l'altro mai come quest'anno sono stati molto bravi, molto puntuali, molto professionali nelle loro valutazioni e si sono impegnati veramente tanto, e quindi volevo chiedere da parte vostra anche un applauso ai nostri giurati. Bene, quindi ora chiamiamo dentro la nostra Francesca, che ti consegnerà, Andrea, come di consueto facciamo quest'anno, la busta con il nome del vincitore di questa categoria. Allora, il vincitore della categoria Panda Noir inediti è Paolo Del Pino con I Senza Volto. Buonasera Paolo Del Pino, prego qui in centroscena, può appoggiare, grazie, vi do una mano, sì, ci mancherebbe, così, ecco, che così esponiamo anche i premi, facciamo vedere anche, prego Andrea. Sì, allora, niente, io volevo chiederle, signor Del Pino, il suo libro è di estrema attualità, nel senso che lei ha scelto una tematica particolare. Ci vuole dire chi sono i senza volto? Eccolo il microfono. Ma i senza volto? Prego, si sente, sa? Sì. I senza volto sono quelli che comandano il mondo, diciamo così, e non si fanno conoscere. In particolare il valore della finanza. Non stiamo a parlare di banche, stiamo a parlare di assicurazioni. Hanno proprietari, hanno proprietari, hanno gente che manovra, hanno soprattutto
staff organizzatissimi di professionisti che gestiscono i grandi dati, che gestiscono le conoscenze, ecco, sono loro, però non figurano, a meno che uno non vada a sfogliare iFortune e guarda la classifica generale, però è del loro interesse precipuo non farsi riconoscere. Abbiamo avuto anche in Italia figure di capitani di industria, va bene, famosi, ma che però erano uomini pubblici. Questi non sappiamo chi sono, ecco perché hanno detto i senso a volta, questo è un po' discorso. Sì, e infatti io vi inviterei ad accomodarci e a creare l'atmosfera, grazie a Daniele Adeluci, perché andremo ad ascoltare un brano tratto dal libro di Paolo Del Pino, I senza volto. Il tram su cui mi trovavo era fermo da un paio di minuti a un centinaio di metri da piazza Cordusio, dalla quale proveniva un confuso vociare. Alcuni passeggeri, rivoltisi al conduttore per avere lumi, si erano sentiti rispondere che causa dell'arresto era una manifestazione. Di chi? Aveva chiesto uno di loro indispettito. L'interpellato aveva levato un braccio per poi lasciarlo ricadere. Non aveva idea. Una signora di mezza età aveva alzato le spalle. Saranno i soliti operai. Perché lei ha qualcosa contro gli operai? Era intervenuto un distinto signore che, a onta dell'aspetto, coltivava sicuramente opinioni democratiche. Se manifestano, avranno le loro buone ragioni, magari hanno perso il lavoro. Far da pacere era prontamente intervenuto un giovanotto che stava leggendo l'articolo di spalla del Sole 24 Ore. No, aspetti, non si tratta di operai. Vede, qui c'è scritto che sono i piccoli azionisti di Credito 2000. Avevano annunciato un raduno proprio in Cordusio, davanti alla sede della banca. E il motivo? Aveva chiesto il signore di opinioni democratiche, che pareva non provare troppa simpatia per quella gente. Qui spiega che è per difendere i loro risparmi. Quasi contemporaneamente era giunto via altoparlante l'annuncio che la corsa era interrotta e i passeggeri erano invitati a scendere. Dopo qualche protesta, questi si erano rassegnati ad abbandonare il mezzo ed erano sciamati via chi qui e chi là. Bene, grazie al nostro lettore Franco, e invitiamo Paolo Del Pino a ritirare di nuovo i premi, nel senso di tirarli dal tavolino, che davanti alle tavole. Diceva Paolo, non si sente appunto col microfono. Ringrazio tutti, stiamo ascoltando e quindi preferisco raggiungere l'auguro a tutti. Grazie ancora. Quindi salutiamo Paolo Del Pino con i suoi senza volto. Musica! Perdonami Alessandro, perché mi dicono che dalla chat continuano ad arrivare messaggi, ne cito solo un paio. Veramente complimenti per c'è scritto da Radio Science, per questo, cosa c'è scritto? Serata davvero interessante, no? Interessante la trasmissione del premio Brunola via radio.
Ecco, avete sentito bene anche Cristiano, e poi addirittura qualcuno ci scriveva ancora, e ci scusiamo con coloro che ci stanno ascoltando, perché vorrei ringraziare anche Rosario Moreno della regia di Treviso e tutti i radioascoltatori, perché qualche messaggio della prima parte ce lo siamo persi anche quando Giuseppe Lu aveva fatto quell'intervento sui tedeschi. Bello il messaggio che dice che è molto arguto come intervento. Sì, la signora Rosa dice: credo che il signore che sta parlando adesso sui tedeschi stia facendo delle affermazioni molto argute. Ecco, quindi ringraziamo la signora Rosa con mezz'ora di ritardo, ma siamo comunque in diretta e quindi andiamo avanti spediti, perché ci rendiamo conto che è tardi e che voi siete stati davvero carini quest'anno a restare con noi. Andiamo avanti con la premiazione adesso del vincitore per quanto riguarda la categoria Panda Noir Editi, e chiamerei subito con noi, tra l'altro lui è uno dei nostri sponsor, il presidente della CNA, Giampaolo Stocco, per venire a premiare. Presidente Stocco, buonasera, benvenuto tra noi. Io le lascio il microfono, se lei ci vuole dare un saluto glielo accedo. Buonasera, no? Ecco qua. E abbiamo la nostra cara... Buonasera a tutti, porto il saluto della mia associazione e diciamo la CNA di Castelfranco. Siamo un'associazione che si occupa soprattutto di contabilità, ma anche per la difesa di tutti gli artigiani e i professionisti che ci sono nella zona. Siamo ben lieti di essere sponsor di questo tipo di manifestazione, anche perché già dagli inizi di questa... Sì, già dagli inizi di da questo premio abbiamo partecipato. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto anche delle nostre edizioni, non ultima quella degli storie artigiani, quindi dei libri e così via. Direi che vorrei solo fare un piccolo pensiero. Quello che penso e che mi sovviene in questo momento è pensare a uno dei nostri autori del nord-est, uno dei più famosi, quello che è stato Carlo Sgorlon, che fra l'altro è il 10° anniversario, cioè il 10 anni della morte, il quale diceva che lo scrittore è l'artigiano della parola. Quindi ecco, la CNA vuole sottolineare che essere presenti è importante anche in questo mondo che ci avvicina. È bella questa dell'artigiano della parola per lo scrittore. Grazie, non è mia. No, chiaramente. Bella questa citazione. Bene, dottor Stocco, allora qui abbiamo la busta che la nostra carinissima Katia, grazie ancora per avercela portata, contiene il nome del vincitore. Le tengo io il microfono, che al volo ho cercato gli occhiali, se vuole le presto i miei. No. Eccoli qua, sì. Bene. Allora, il vincitore della categoria. Il vincitore della categoria Panda Noir Editi è Enrico Pandiani con Polvere. Ragazzi, scusate, non c'è, mi spiace. E quindi chiamiamo di nuovo Giovanna Zucca con noi. Andiamo! Bene, grazie a Giovanna che per conto di Pandiani ci ritira il premio. Ti lasciamo andare via veloce, ormai due... Sì, per conto di Enrico Pandiani vi ringrazio infinitamente. Non ne puoi più, poi io non so, speriamo che non ci sia 2 senza 3, non lo so, poi vedremo. Comunque come andrai a casa con tutti questi premi per gli altri? Non lo sappiamo. Bene. Vi ringrazio e buona fortuna a questo premio che ritengo e riteniamo che sia importantissimo. Mi fa molto piacere. Grazie al signor Stocco, grazie mille alla CNA che è anche uno dei nostri sponsor, e proseguiamo subito andando avanti per quanto riguarda la premiazione dell'altra categoria che abbiamo in gara. Naturalmente cerchiamo di andare veloci visto l'orario. Il vincitore andiamo a programmare ora della narrativa inedita, quindi lasciamo Panda Noir inediti ed editi, andiamo veramente nei primissimi posti di quello che ci interessa molto, che anche voi state attendendo. Quindi io chiamerei qui per premiare il vincitore della categoria della narrativa inedita, sempre lui, il titolare della casa editrice castellana Panda Edizioni, il nostro Andrea Tralli.
Cosa Sì. ci racconti adesso, Andrea? No, allora, che il Pan de Noir è una mia passione personale, assolutamente, però ovviamente la categoria che tengo di più, non che io abbia delle preferenze perché mi piacciono entrambi, però è quella che storicamente anche quando l'edizione fa più continuativamente, è la narrativa inedita, quindi sono molto contento di questo, perché poi anche tutti i premiati dell'anno scorso sono andati, degli altri anni sono andati tutti benissimo, quindi la speranza, ma direi che è quasi una certezza, è che sia così anche per il vincitore di quest'anno. Anche perché ricordiamo che il vincitore, sempre della categoria narrativa inedita, vince sempre la pubblicazione con te, con la casa editrice Pasa Edizioni, e quindi chi meglio di te per premiare questo vincitore. E sta arrivando la nostra Francesca, carinissima, grazie Francesca, con la busta, e andiamo a proclamare il vincitore. Il vincitore della categoria narrativa inedita è una burla, nel senso che non è un vincitore ma è una vincitrice, è Chiara Sbrizza con I colori del Già che siamo qua, ti faccio una domanda veloce, nel senso che leggendo il tuo libro si evince che le tematiche principali di esso sono i legami familiari e le emozioni che sono collegate a essi. Quanto c'è del tuo in questo libro? Allora, non è un libro autobiografico, però le tematiche appunto affrontate sono elementi che ho vissuto in prima persona, luoghi che scrivono nel mio cuore, e quindi ci sono molti elementi personali, esperienze che ho vissuto o che ho provato in prima persona, che ho visto. Quindi, perché penso che la scrittura sia vera e più sentita quando appunto è provata in prima persona. Certo. Tra l'altro una domanda fuori programma, tu hai una particolare passione per la scrittura anche storicamente, come mai un romanzo stavolta? Cioè, oppure è una passione anche questa antica? Diciamo che sono partita in realtà con la prosa, poi la poesia è un po' decollata durante la mia ultima gravidanza, quindi appunto le idee anche un po' più sensibili mi hanno portato verso questa dimensione poetica, però mi diletto sia in prosa che in poesia. D'accordo. Grazie a tutti. Molto bene, Grazie. Chiara. Allora adesso andiamo ad ascoltare un brano tratto dal tuo libro, quindi ti invito ad accomodarti, puoi appoggiare lì o portare con te lo stesso. Prego la nostra Maria Cristina, grazie. Eliana si avvicinò alla vetrata. Gli occhi vibravano al chiarore della luna che vegliava le cime addormentate. Sua madre aveva sempre quel modo di guardare alla finestra, quel modo che ricordava fin da bambina. Se contasse i larici mossi dal vento, o le civette bianche in volo, oppure le stelle, Caterina non glielo chiese mai. In quel momento Caterina capì che sua madre era in ascolto, perché era il suo cuore a dirle qualcosa. Eliana si voltò e dal modo in cui le sorrise, Caterina comprese che aveva capito il segreto che custodiva. Sarà quell'amore a dare un senso a tutto, a tenerti sveglia nel mezzo della notte, a chiederti se stai facendo abbastanza. Perderai te stessa in quell'amore, perché capirai che la sua felicità si porta dietro la tua e si appiccica addosso come lo strato di pelle ai nostri muscoli. L'alba brillerà di una luce diversa, coglierai il primo fiore di marzo e il tramonto arriverà più tardi. Ti sorprenderai nel constatare di avere più fiato per correre oltre confini mai raggiunti e non sentirne la fatica. Vedrai nei suoi occhi i tuoi
vedrai lo specchio delle tue speranze e il volo che farà prendere ai suoi sogni. Così le disse Eliana, fissando il profilo delle montagne, sprofondare nella bolla del cielo stellato. Grazie alla nostra lettrice Cristina Learcini. Allora andiamo dalla Chiara in centro palco per le foto di rito, di premiazione, e lasciamo che la nostra jazz band ci accompagni. Grazie. Un applauso a Chiara, grazie. Così leggono cosa dovevo dire, cosa non ho detto, cosa dico, però prima di andare avanti con quello che è, vero Alessandro e Andrea, diciamo il clou della serata, il gran finale, quella categoria importante, che è quella naturalmente della narrativa edita, con i 3 finalisti del primo, secondo e terzo posto, io vorrei e vorremmo ringraziare citando tutti gli sponsor che hanno contribuito anche quest'anno al Premio Prunonna 2019, e comincerei ringraziando e nominando Alexander Black Cab, servizio NCC, li vedete qui anche alle mie spalle, Centro Commerciale I Giardini del Sole di Castelfranco Veneto, Fideuram, Intesa San Paolo, Private Banking, Dalla Costa Alimentari, il notaio Rita Dominiani, che ringraziamo sempre che è anche qui in sala, la fioreria Mario Laio, che ha anche allestito il palco, quindi ringraziamo per i fiori e tutto, Fracaro Spumadoro, Dotto Trains, l'azienda agricola Mazzolada, la pizzeria Nord-Ovest, Franchetto, Unipolsai Assicurazioni di Castelfranco Veneto, Fiorentin Team, la CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Castelfranco Veneto, lo studio legale Massarotto e Associati, l'immobiliare Contrada Canova e il bistrò San Giustino qui di Castelfranco, qui vicino. Grazie ancora a tutti questi sponsor per il supporto che danno all'organizzazione del Premio Prunonna 2019. Bene, e quindi andiamo via spediti, vista l'ora è tutto, perché stiamo arrivando al vincitore del terzo posto. Naturalmente andiamo sul podio all'incontrario, come si suole fare di consueto, per quanto riguarda la narrativa edita. E per il terzo posto chiamerei qui a premiare in palco proprio uno dei nostri sponsor che ho anche appena citato, ovvero Alessandro La Penna di Alexander Black Cab. Prego Alessandro. Alessandro poi ormai è uno dei nostri sponsor storici di più edizioni del Premio Prunola e anche ha seguito le conferenze stampa, c'è sempre stato con noi e naturalmente ha un noleggio con conducente che gestisce. Caro Alessandro, io ti vorrei dare un microfono funzionante, te lo darò subito, mi autogestisco, eccolo qua, prego Alessandro, se ci vuoi dire qualcosa al volo. Ciao. Sì, grazie, buonasera a tutti. Volevo ringraziare gli organizzatori che anche quest'anno ho avuto l'opportunità di collaborare con loro in qualità di sponsor. E una cosa che ci tenevo a dire è che sicuramente il risultato di questa sera è il gioco di squadra, un'idea che è nata da queste due brave persone e che alla fine ha portato a un ottimo risultato che anno dopo anno sta crescendo sempre di più. Dico il gioco di squadra perché secondo me sia nella cultura sia soprattutto come hanno avuto una bella idea quest'anno di allestire
nella torre civica, pertanto dare un abbinamento anche al turismo, è il gioco di squadra che fa crescere il sistema sia culturale che turistico. Io chiamo del nostro principato, perché io Castelfranco lo intendo come principato, non come città. Addirittura. Sì. Bene, allora invitiamo la nostra Katia a portarci la busta con il nome del vincitore del terzo posto e quindi andiamo a vedere chi sarà il vincitore terzo classificato, giusto Alessandro? Giusto. Allora, il terzo classificato della categoria narrativa edita è Giovanna Zucca. Giovanna Zucca! Con noi due. Con noi due anche! Questa volta è lei che ritira il premio per Giovanna Zucca! Allora finalmente Giovanna ci siamo, il premio per te, quindi questa sera vai a casa con un bagagliaio pieno per te. Esatto, però noi due pare fatto apposta, no? Noi due non c'è due senza tre. Credo che Alessandro abbia una curiosità da chiederti, credo, no? Sì, Domanda. c'è una domanda che volevo fare. Allora, l'idea di base parte da due spermatozoi, poi due feti, che si parlano e commentano quanto accade. Come ti è venuta questa idea? Perché mi sono divertita a immaginare come sarebbe la vita prima di essere vita, come se un'idea di esistenza potesse prendere coscienza. Ma cosa accade a tutti noi? In fondo ci siamo passati tutti, non ce lo ricordiamo. Ma cosa abbiamo pensato? Se avessimo avuto una coscienza, quali sarebbero state le nostre domande? Ho immaginato questo dialogo qua. Bene, mi fa molto piacere. Allora Giovanna, andiamo subito ad ascoltare dai nostri lettori un brano tratto dal tuo libro, appunto Noi due, e noi ci accomodiamo intanto qua in fondo agli sgabelli che ho allestito per noi quando abbiamo il nostro Franco dal libro di Giovanna Zucca, Noi due. Corri, corri! Michele si volse a guardare chi lo incitava in tono così perentorio, ma ciò che vide lo frastornò. Una moltitudine di esseri in tutto e per tutto simili a lui correva all'impazzata verso una destinazione che non riusciva a individuare. Chi sei? Si sentiva sospingere da più parti, lo urtavano, lo superavano, il rumore era insopportabile. Ehi, non fermarti! Ma chi sei? Corri, non fermarti! Ma dove corro? Corri, non pensare e soprattutto non perdere tempo. Perdere tempo? E che vuol dire? Io non capisco più niente. Cosa è stato? Michele aveva rallentato la sua corsa, speranzoso di ricevere una risposta, ma tutto intorno era caos e nonostante il desiderio non riusciva a scorgere l'origine di quella voce. Una voce amica? Bene, ringraziamo il nostro Franco per la lettura, salutiamo la nostra Giovanna che la lasciamo andare con tutti questi premi a casa, noi due, e poi chissà che ci rivedremo anche in futuro, e un omaggio floreale anche a lei per i fiori che stiamo dedicando a tutte le donne di questa sera. Prego Sean! Ragazzi, andiamo più veloci davvero perché ho visto che ore sono ed è veramente
tardi, vi ringraziamo per essere ancora con noi. Andiamo al secondo posto, al vincitore del secondo posto della narrativa edita, e chiamerei qui a premiare il vincitore un altro dei nostri sponsor, Maurizio Beccaro, Private Banker per Fideuram. Prego Maurizio. Dobbiamo fare il giro di qua perché davanti non so se ci si passa. I primi della serata sono incappati nei regimi dei nostri ragazzi che volutamente ho messo qua giù a dedicare il loro spazio. Allora, Maurizio è uno dei nostri sponsor e quest'anno è nuovo come sponsor, e cercavo il microfono, che eccolo qua, è rimasto qui perché volevo farti dire due parole, Maurizio. Naturalmente. Grazie, buonasera a tutti. Da là si vede bene, da qua non si vede niente, quindi ok. Allora, è come se non ci fosse. Esatto. È buio totale. Perfetto. Allora, io sono innanzitutto orgoglioso di rappresentare tutti i colleghi di Fideula di Castelfranco Veneto, e naturalmente quando conosco bene Alessandro, quando mi ha proposto di sponsorizzare questa manifestazione, ho accettato ben volentieri e ho coinvolto naturalmente tutta la struttura. E noi siamo presenti nel territorio dagli anni 80 e gestiamo il patrimonio delle famiglie. E la cosa più importante, penso che questa manifestazione abbia seguito, quindi mi auguro anche da parte nostra che ci sia una continuità nel sponsorizzare il tutto, insomma, perché merita, è una serata fantastica, e come l'anno scorso quando mi ha invitato, che come ti dicevo ero un po' scettico, però insomma naturalmente mi sono ricreduto, e complimenti a tutti. Mi fa molto piacere, sono onorato, grazie mille. Grazie a voi. Adesso, caro Maurizio, andiamo a premiare subito con la nostra Francesca che ci porta la busta. Andiamo, se vuoi ti tengo il microfono, sì, grazie. così ti aiuto un po', naturalmente vi coccolo, come dicevo, anche gli occhiali. Lo scrivete sempre più piccolo, non ci vedo mai. Guarda io come mi scrivo i miei copioni. Allora, il secondo classificato della categoria narrativa edita è... Grazie. Allora, con Alice non lo sa, Carmen la terza. Oh, bene! Consegno il premio Maurizio Beccaro, complimenti Carmen, complimenti davvero, buonasera, benvenuta. Mettiamola qui in mezzo a noi anche Carmen, prego. Allora, credo che Maurizio abbia naturalmente un domandino di rito. Vero, no? Strano. Allora, parlare di certi argomenti difficili dal punto di vista di una bambina non è certo facile. Come ci sei riuscita? Alice è una bambina di 6 anni, è sempre allegra e vorrebbe anche che tutti intorno a lei fossero felici. E invece si accorge che non sempre è così, perché gli adulti hanno preoccupazioni, hanno problemi, hanno pensieri. Gli adulti vorrebbero nascondere queste preoccupazioni alla bambina e invece lei vede anche quello che gli adulti tentano di nascondere. Ci sono riuscita perché i miei nipoti piccoli li ho osservati e ho visto come loro osservano noi. E quindi mi sono accorta che i bambini vedono quello che noi non vediamo più, hanno uno sguardo su di noi, sulla realtà, per fortuna ancora puro, spontaneo, e forse di questo dovremmo imparare da loro. Molto bene. E allora adesso la nostra editrice Maria Cristina, che invito già ad accomodarsi in palco, noi ci accomodiamo invece indietro perché andiamo ad ascoltare un brano tratto dal libro di Carmen la Terza intitolato Alice non lo sa. Mamma, guarda! Alice le corse incontro saltellando, mentre Roberta spingeva con la schiena la porta di casa e si affacciava con le mani cariche di borse della spesa. Mamma, guarda, ripeté Alice, questo dente dondola, me lo tiri? Alice seguì la madre fino in cucina, mostrando il suo incisivo superiore che dondolava vistosamente. Alice, ti prego, disse Roberta, non vedi che ho da fare? Vai fuori in macchina e portami dentro la borsetta, per favore. L'ho lasciata sul sedile.
Continuando a saltellare, Alice uscì sul vialetto di casa e prese dall'auto ancora aperta la borsetta della madre. Ecco, disse rientrando in casa, adesso me lo tiri, dai, tirami il dente, così stanotte passa il topolino. Roberta si girò di scatto a guardare la figlia. E chi te l'ha detta questa storia del topolino? Me l'ha detta Marianna. A lei sono già caduti tutti e due i denti di sopra. Incisivi. Si chiamano incisivi. Grazie Maria Cristina, grazie ancora a Carmen che salutiamo. Naturalmente per le foto di rito abbiamo fatto, andiamo via spediti. I fiori, sono sempre io che mi dimentico, ma ce l'ho con le donne questa sera. Grazie Carmen, ancora un applauso. Ragazzi, andiamo via veloci, non facciamo il brano, e quindi un applauso a Carmen mentre scende. Grazie ancora, perché ora, vista l'ora, anche vorremmo arrivare a quello che è quasi il premio più importante, non per sminuire gli altri, vero Alessandro ed Andrea, ma perché è quello tanto più atteso, in quanto la categoria appunto degli editi della narrativa è quella da voi molto ambita. E quindi ora io chiamerei per questo premio finale, per il gran finale di serata, e poi ci accingiamo a chiudere, colei che ha supportato e supporta insieme all'organizzazione, ad Andrea, ad Alessandro e agli altri, il premio Brunola. Inviterei qui sul palco a raggiungermi per la premiazione il presidente del Lions Club International di Castelfranco Veneto, Simonetta Benetollo. A cui vorremmo fare un ringraziamento davvero particolare di cuore al presidente Simonetta. Buonasera, buonasera, le do la mano e anche il microfono, è un piacere averla qui, la ringraziamo veramente in maniera particolare per tutto il sostegno che dà e per aver preso a cuore anche lei il premio Brunore, per essere qui stasera a premiare, quindi grazie. Siamo noi di Lions Castelfranco a ringraziare voi per questa spettacolare serata e per tutto ciò che c'è stato prima e sicuramente ci sarà in futuro per quanto riguarda l'organizzazione e per tutti i premiati e non, che credo vi diano soddisfazione, e quindi questo per noi è già un grande motivo per dare il nostro sostegno, credo fin dall'inizio, da quando si è iniziato a parlare di questo premio. Lions International è la più grande associazione umanitaria del mondo, ha più di 1.400.000 associati presenti in 200 e più paesi. Il Lions Castelfranco Veneto esiste, è stato fondato 46 anni or sono, quindi credo che abbiamo avuto modo di essere sul territorio, di dimostrare la nostra disponibilità e partecipazione in quelli che noi chiamiamo, sono il nostro scopo di service, quindi mettendo a disposizione ognuno di noi le proprie capacità, conoscenze, tempo, tutto questo per cercare di esserci in quelle situazioni umanitarie ma anche culturali, come lo è ampiamente questa, che danno un carattere particolare alla nostra città. Quindi siamo davvero tanto orgogliosi. Io sono molto contenta di rappresentare Lions Castelfranco questa sera e soprattutto per questo che è il premio speciale, e quindi vi ringrazio e sono curiosa di sapere chi è, perché lei non lo può sapere, cara Simonetta. E allora le faccio già portare, come sta arrivando alle sue spalle, dalla nostra carissima e gentilissima Katia, la busta, con il nome di, se vuole le leggo, come vi dicevo, vi coccolo, vi seguo qui e andiamo a proclamare il vincitore tanto atteso della serata. Il vincitore della categoria narrativa edita è Paolo Bianchi con Donne smarrite, uomini ribelli. Complimenti
a Paolo Bianchi e grazie allora per essere qui con noi, complimenti per aver vinto questo prestigiosissimo premio. Quindi io credo che il presidente del Lions avrebbe anche una domanda di curiosità. Sì, allora, chi sono le donne smarrite e chi gli uomini ribelli? C'è speranza per i rapporti interpersonali? Questa è la domanda. No, adesso di no. Lapidario proprio. Prima di venire qui in albergo mi sono misurato la febbre, avevo 42. Caspita, febbre da cavallo proprio. Quindi E porca miseria, ha vinto lui poi con la febbre a 42. potevo vincerlo in posto. E sarebbe stato giusto. Nella vita non ho mai vinto niente. È la prima volta che vinco qualcosa e è una bella cosa che non si debba bere dalla bottiglia come quella roba vomitevole dello strega. Lo strega fa... non so se l'avete visto. Grazie, è stato bello essere qui. E quindi dovrà assaggiare un goccio di Prunola, magari da Alessandro. Così, per la febbre. Ok, allora ci accomodiamo per ascoltare anche un brano tratto dal libro con il nostro lettore Frasco e creiamo per l'ultima occasione della serata, prego Paolo, qui ci siamo qui, potete consolidare. Questo è buono, aveva detto Elisa un anno prima davanti agli scaffali della libreria molto di sinistra dove avevamo appena partecipato senza conoscerci alla seduta di un gruppo di lettura. Se quel giorno di metà ottobre, un tardo pomeriggio mite, non avessi deciso di uscire di casa, cosa che facevo raramente, per andare alla libreria delle vittime innocenti, un luogo di ritrovo per anime in grado di professare solidarietà a distanza verso tutti i vinti e i disgraziati e i deboli del mondo, non di questo mondo, ma proprio di tutto, soprattutto del mondo geograficamente lontano, l'Africa per esempio. Dunque, se non avessi deciso di andarci attratto da un gioco che poteva sembrarmi originale, un gruppo di lettura, non mi sarei imbattuto in quella dozzina di persone, 10 donne e 2 maschi, uno dolce, benevolo, di una timidezza patologica, l'altro sprezzante. Non mi sarei esposto alla fine dell'incontro nel dire che desideravo far parte di quel gruppo perché a casa mi sentivo solo. Grazie al nostro lettore Franco Persona. Un applauso ancora a Paolo Bianchi con il suo libro Donne smarrite, quello che mi sono dimenticato di premiare con i fiori questa sera spesso io, e quindi lasciamo andare a letto perché penso che povero Paolo lo ringraziamo per essere stato con noi. E Se quindi... ne renderà conto da domani probabilmente. E quindi ringraziamo anche Simonetta Penetollo del Lions Club. Grazie a voi. E vi facciamo accomodare per il gran finale. Complimenti ancora a Paolo per questo grande premio. Un applauso a Paolo. Musica!
Grazie a tutti per aver partecipato a questa edizione del Premio Prunola 2019. Vuoi dire le novità per l'anno prossimo? Allora, oltre a ringraziarvi per essere venuti, noi vi aspettiamo per la serata finale che sarà il 28 di marzo 2020. Per il Premio Prunola sono già in corso i lavori per l'edizione 2020, tra i quali possiamo anticiparvi che grazie alla collaborazione con la consigliera Mary Pavini ci sarà nel mese in cui ci sarà la serata finale del Prunola ci sarà il grande, per cui sono partiti certi lavori. Ma non diciamo nient'altro. Okay. Grazie a tutti, grazie a Gianluca Mancuso, ci scusiamo ai giurati, ci scusiamo per aver fatto tardi. A Jazz Band, grazie. Grazie a voi, vi auguro che il Premio Prunola 2019 di quest'anno vi sia piaciuto, è stato un piacere per me e io direi di fare una foto finale, un saluto finale. Grazie per essere resistiti fino a quest'ora, vi ringrazio di cuore per tutto, è stato un piacere, un onore per me fare qualcosa a Castelfranco con il Premio Prunola e spero vi sia piaciuta questa versione. Matteo Tagliabue, il nostro tecnico che ha fatto del maxi schermo. Signori, grazie mille e ci vediamo l'anno prossimo. Musica con la nostra Jazz Band. Ciao a tutti.